Eder. Mac. Pallister. Lui da Silva, l'ombra in cella, nuovo sciopero della fame e il timore di un gesto estremo, di Eder McPallister. Rimini sta lentamente spegnendosi nel silenzio delle istituzioni il corpo e la volontà di lui da Silva, l'uomo accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. Da 10 giorni ha ripreso lo sciopero della fame nel carcere dei Casetti, consumando soltanto acqua e tè. È la seconda protesta estrema in poche settimane. La precedente l'aveva già portato in coma metabolico, con un ricovero d'urgenza all'ospedale Infermi. Ora è di nuovo sotto sorveglianza, con flebo e catetere, ma in condizioni fisiche e psicologiche che definire critiche è riduttivo. È pelle e ossa, racconta una storica amica della coppia. Ha lo sguardo assente, la mente confusa. Non sente, non vede. È come se vivesse in un altro mondo, tutto suo. Non è più qui con noi. Le immagini che emergono sono quelle di un uomo allo stremo, mentalmente smarrito, fisicamente ridotto a uno scheletro. Un quadro clinico e umano che solleva interrogativi pesanti su quanto stia realmente accadendo dietro le mura del carcere. La moglie, Valeria Bartolucci, non nasconde la sua disperazione. Dopo un lungo colloquio avuto con lui durante l'udienza d'appello, ha espresso un timore che suona come un presagio tragico. Luis non ha più la forza di lottare. Teme che nessuno gli creda. Sta attirando l'attenzione sul suo stato fisico, ma in realtà potrebbe essere già alla ricerca di un modo per farla finita. A preoccupare è anche l'assenza di cure approfondite. Sempre secondo chi gli è vicino, gli accertamenti medici sarebbero pochi e superficiali. Perché se fossero fatti davvero, si vocifera, i risultati finirebbero in un laboratorio dove le tracce spariscono. Tutto verrebbe insabbiato. Una frase che suona come un'accusa muta, ma gravissima, sulla gestione della detenzione e delle indagini. Nel frattempo la macchina giudiziaria va avanti. È prevista una nuova udienza per l'incidente probatorio. Al centro dell'attenzione ancora una volta le voci e i rumori uditi nella palazzina di Via del Ciclamino, dove Pierina fu uccisa. Ma la sensazione è che mentre si cerca di chiarire cosa accadde mesi fa, nessuno guardi a cosa sta succedendo oggi. Nell'isolamento opprimente di un reparto sorvegliato, dove un uomo si consuma lentamente nella più totale indifferenza. Valeria vive questo tempo come una corsa contro il disinteresse. Luis è devastato. Intorno a lui il silenzio. E fuori intanto chi potrebbe chiarire qualcosa si gode la cena in terrazza con il papà, libera da ogni preoccupazione. È un riferimento evidente alla ex amante dell'uomo, figura centrale nel dramma, ma rimasta finora ai margini dell'attenzione mediatica e giudiziaria. Nel frattempo le condizioni di lui peggiorano di giorno in giorno. Il timore ormai reale è che possa compiere un gesto estremo. E se accadesse, c'è chi è pronto a scommettere che tutto verrebbe archiviato in fretta, senza domande, senza approfondimenti. L'assassino ha fatto giustizia da solo, si dirà. E la storia sarà chiusa lì, comodamente per tutti. Ma questa storia è tutt'altro che finita. È un giallo che rischia di tingersi del nero più cupo, quello che non lascia spazio a revisioni, a rimorsi, a verità ripescate. E se quel giorno dovesse arrivare, a restare saranno solo le omissioni, quelle della giustizia, e quelle ancor più pesanti dell'umanità. Quella che secondo me è la vera storia di Liliana Resinovic è racchiusa nella tesi che ho pubblicato di recente per concludere il percorso di laurea in criminologia. Da stasera è possibile preordinare la lettura che sarà poi disponibile dal 12 su Amazon Kindle. Il link lo trovate nel post che ho messo su Community, per cui cliccando quel link si accede alla possibilità di preacquisto di questo lavoro che è stato molto lungo e, ripeto, secondo me racconta la vera storia di Liliana Resinovic. Qualche affezionato mi ha chiesto di avere la versione cartacea. Ho fatto il conto che purtroppo tra tipografia, perché ci sono parecchie foto a colori, e spedizione se ne vanno circa 50 euro, quindi è più conveniente scaricarla da Amazon. Poi ci sono anche delle persone che sono particolarmente affezionate e mi hanno chiesto a tutti i costi di avere la versione cartacea e in cambio anche di avere una dedica, e in questo caso per loro ne stamperò qualche copia. Nel pomeriggio di sabato 10 giugno 2023, la piccola Mia Cataleya Ciclo Alvarez, detta Cata, di 5 anni, scompare dall'ex hotel Astor, occupato in via Maragliano a Firenze, dove viveva con la sua famiglia. La procura di Firenze ha accertato che la bambina è stata portata via da una via d'uscita secondaria, non ripresa dalle telecamere di sorveglianza poste agli ingressi principali di via Boccherini e via Maragliano.
Questa uscita laterale conduce sul retro, in via Monteverdi. Solo chi conosceva bene la struttura poteva sapere dell'esistenza di questo varco nascosto. È proprio questa la convinzione della madre, Catherine Alvarez Vasquez, che in un'intervista ha raccontato i dettagli di ciò che accadde nei giorni precedenti alla sparizione. Alcune persone, secondo lei, avevano cercato di convincerla a lasciare l'hotel, offrendole denaro in vista di uno sgombero imminente. Catherine rifiutò, non avendo un'alternativa abitativa, e poco dopo la figlia scomparve. La settimana successiva, l'hotel venne effettivamente sgomberato e successivamente messo all'asta. Catherine è convinta che il rapimento della figlia sia stato un atto di pressione o una ritorsione per la sua resistenza a lasciare l'immobile. Le persone che l'avevano pressata sarebbero di nazionalità rumena. Per comprendere meglio queste dinamiche, è necessario tornare indietro all'origine dell'occupazione. L'ex hotel Astor venne occupato nel settembre 2022, quando era ancora di proprietà di Carlo Vadi, già vittima di altre occupazioni in passato. Nelle carte del procedimento penale sul presunto racket delle stanze emerge che l'occupazione fu avviata su iniziativa del movimento Lotta per la Casa, ma che successivamente sfuggì al controllo degli organizzatori originari. Una testimone sudamericana ascoltata dalla squadra mobile ha dichiarato che una sua connazionale, tale Lira, le parlò della possibilità di occupare lo stabile e le suggerì di mettersi in contatto con una donna italiana di nome Marzia, verosimilmente Marzia Mecocci, portavoce del movimento che fu di Lorenzo Bargellini. La testimone racconta di aver partecipato a riunioni con Marzia e altre persone, prevalentemente rumeni e peruviani, in un luogo vicino al Duomo. Dopo questi incontri, l'ex hotel venne occupato in prevalenza da famiglie peruviane e rumene. Nessuna altra nazionalità risultava coinvolta. La donna specifica che all'inizio la struttura era vuota e che lei non pagò nulla per l'occupazione. Secondo la madre di Kata, solo i gruppi storici dell'occupazione conoscevano nei dettagli la conformazione dell'edificio, comprese le vie di accesso non sorvegliate. Questi percorsi nascosti avrebbero potuto essere noti a chi viveva nel sottobosco delle attività illegali che ruotavano intorno all'edificio. In particolare chi aveva bisogno di accessi sicuri e riservati per non essere intercettato dalle 2 telecamere puntate sugli ingressi principali. Proprio questa via d'uscita cieca sarebbe stata usata da chi ha rapito Kata, che non è mai stata ripresa mentre usciva dalle porte monitorate. All'interno dell'ex hotel, dopo giorni di sopralluoghi, ispezioni tecniche, verifiche con i cani molecolari e ricerche approfondite, non è stata trovata alcuna traccia del corpo della bambina. A distanza di 2 anni dalla scomparsa, le indagini proseguono. I principali indagati sono lo zio materno Abel Argenis Vasquez e lo zio paterno Marlon Ciclo, entrambi presenti al momento della scomparsa. Sono stati analizzati tabulati telefonici e altre fonti investigative, anche in collaborazione con autorità straniere. Inoltre sono stati effettuati esperimenti giudiziali per verificare la praticabilità del percorso secondario usato per il rapimento e gli inquirenti hanno potuto confermare che è effettivamente utilizzabile per portare fuori una persona senza essere visti. Nel giugno 2025, la Procura ha diffuso una nuova immagine elaborata digitalmente di Kata, aggiornata all'età attuale 7 anni, per aiutare la cittadinanza nell'identificazione. L'immagine mostra una bambina dai tratti peruviani, con un volto più maturo ma riconoscibile, un'espressione seria e occhi intensi. È stata distribuita a livello nazionale e internazionale insieme a un numero dedicato per raccogliere eventuali segnalazioni. Nonostante le numerose piste seguite, nessuna ha portato a un ritrovamento o a un contatto reale. La madre non ha mai smesso di cercarla e continua a credere che la figlia sia viva e nascosta da qualche parte. Le istituzioni a loro volta mantengono alta l'attenzione sul caso. L'obiettivo resta quello di riportare Kata a casa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.